in faccende molto professionali. Di lavoro. Di lavoro? Sì. Vabbè, non importa. Devi essere super carico perché oggi inizia la nostra prima sessione di nascondino. Oh cavolo, e cosa c'è in palio? Foxy, c'è in palio un bel niente. Vabbè, sono comunque contento. Bene, chi tocca prima? La testa dell'altro si nasconde. No, la testa. Ho vinto io. No, ho vinto io, la testa dell'altro. No, ho vinto. Va bene, inizi tu a nascondere. Cioè, inizio io a nascondermi. Aspetta, no, ti chiedo. Inizio io, bella! Cavolo, devo contare. Bene, siamo pronti a contare. Allora, 1, 2, 5. Ok, ragazzi, devo trovare assolutamente un nascondiglio. Vi devo spiegare una cosa importantissima. Questo Foxy non lo sa, ma io mi nasconderò per 24 ore. Ovviamente, questo per vedere la reazione del mio amico. E anche questa è messa, so che non state capendo, ma adesso vi spiego. Ho nascosto delle telecamere di sicurezza per tutta la casa. E ho anche già pronto il posto dove andrò a nascondermi. Andiamo, Carl, seguimi. Ma prima di nascondermi, un po' di allenamento. 1, 2, 3, 4. Cavolo, 27. Si arriva a 30, devo nascondermi. Vabbè, ci sarà tempo per una bella dormita prima. 28. Corri! Ok. Questo è il nascondiglio dove ci nasconderemo. Venite. 29. Nascondermi in fretta. Ok, vi porto con me. Questo qui è il nostro nascondiglio. Ok, entro e mi chiudo. Shh, lui non mi vedrà perché vedrà questa parete. Ok, perfetto. Shh, a dopo. Crazy, ho finito. Adesso ti vengo a cercare. Dove sei? Vedi che ti vedo. Beh, non proprio ti vedo, però non so dove sei. Va! Ti ho trovato. Tu non sei Crazy. Oppure forse sei qui. Allora sei qui. Strano. Ragazzi, lo sento che mi sta cercando. E poi qua dentro fa un freddo veramente gelido. Comunque questa sarà la mia bella base dove io mi nasconderò e scomparirò. Infatti in questo momento non mi state vedendo. Crazy, questa volta ti sei nascosto davvero bene. Ma io non ho problemi perché cercherò in ogni lato oscuro della casa. Ragazzi, fidatevi di me, si sarà nascosto di sicuro dentro l'armadio. E 3, 2, 1. Ma non c'è nessuno. Magari potrebbe essere sotto la scala. Sicuramente sarà sotto la scala perché ho controllato in tutte le parti. 3, 2, 1. Ti ho trovato! Ma qui non c'è nessuno. Oh cavolo, ragazzi, ci è mancato veramente poco. Per fortuna che Foxy è stupido. Aspetta un attimo. Io non ricordavo di aver lasciato la luce accesa. Vabbè, ora la spengo. Oh cavolo, ragazzi, che paura, che paura. Cavolo, ora mi spegnerà la luce, mi spegne. Oh cavolo, mi ha spento la luce. Ragazzi, devo assolutamente andare a riaccendere la luce. Sicuramente sarà in bagno. Perfetto, ragazzi, sta andando a controllare il bagno. Devo essere super veloce. Ok, perfetto. Luce accesa. Oh cavolo, sta scendendo. Sta scendendo. Dove sei, Crazy? Perfetto, ragazzi, se n'è andato. È il momento di riandare dentro. Shh, mi nascondo. Addio. Carlo, non trovo più Crazy. È sempre stato mio amico fin dalle elementari. Adesso non lo trovo più. Mi rimane solo questo cuscino, il mio amico Crazy. Io l'ho voluto tanto bene, adesso non c'è più. Crazy, ma dove sei, amico mio? Ragazzi, qua il freddo comincia a farsi sentire. Ormai sono passate circa 2 ore. E Foxy sta piangendo. Wow, non pensavo ci tenesse così tanto a me. Ragazzi, guardate come piange.
Che sta piangendo. Ma lo sentite come sta piangendo, ragazzi? Ma che urlo sta facendo? No, no, povero Foxy. Mi sa che è arrivato il momento di dargli un piccolissimo segnale. Lo sparerò con questa finta pistola, così lui... boh, forse lo capirà, non lo so, però mi fa pena, poverino. Guardatelo come piange. Cioè, è assurdo, guardate. Ok, andiamo. Shh. Basta spararmi. Aspetta un attimo! Quello potrebbe essere un passero che passava! Un passero che passava. Ma questo è completamente fuso. Foxy rimarrà sempre stupido. Vabbè, tiriamogliene un altro colpo, raga. Ragazzi, ho avuto un'idea geniale. Guardiamo Foxy cosa sta facendo dalle telecamere. Ma che sta facendo? Questo letto. Ma che sta facendo? Sta odorando il letto. Ma che cavolo? È nel letto? Oh, se n'è andato. Sta venendo qui forse. Oh ragazzi, qua la fame si sta facendo sentire. Sono passate circa 5 ore. Ormai penso che sia tardo pomeriggio. Per fortuna ho portato una merendina che posso mangiare tranquillamente. Ah, per fortuna. La fame assurda, ragazzi. Non potete capire, sono rinchiuso in questo tuburio per da 5 ore. Chissà cosa starà facendo il mio amico Foxy. Sono passate tante ore. Ho un'idea! Potrei chiamare i poliziotti del quartiere. Sicuramente loro sapranno come aiutarmi. Allora, qual è il numero di quella poliziotta? Pronto, poliziotta? Sì, senti, il mio amico Crazy è scomparso, devo assolutamente aiutarmi, non lo trovo più. Ragazzi, sbaglio, sta chiamando i poliziotti, lo sento. Io non la credo più dopo quegli scherzi che mi avete fatto. Basta, non vi credo più. Come non mi credete più? Ma che diavolo? Mi hanno chiuso il telefono in faccia. Crazy, dove sei? Oh cavolo ragazzi, a quello che ho capito i poliziotti ci hanno mandato a quel paese. Ma vabbè, ci credo dopo gli scherzi che gli abbiamo fatto. Ormai sarò da circa 10 ore qua dentro e sento anche Foxy piangere da lontano. Ragazzi, ho un'idea! Adesso Crazy uscirà fuori, state a guardare. Crazy, sto buttando la tua torta preferita! No, la torta con la panna e le fragole. Ragazzi, questo è un problema. E qua è una dura scelta, uscire o non uscire. Ah, per il bene della challenge non devo uscire. Allora Crazy la butto, 3, 2, 1. Neanche così esce. Buona. E se l'ho messo in una creta. Vabbè, il mio amico Crazy. Cavolo ragazzi, Foxy mi sta facendo un po' di pena. Poverino, sta piangendo. Forse dovrei uscire o forse no. Devo continuare a stare qui, piange come un bambino. Cavolo, che devo fare? No, non posso uscire. Il mio amico Crazy. Ma dove sei finito? Non toccarmi, Crazy! Che vuoi, Crazy? Ma per caso sai dove è finito il mio amico Crazy? Aspetta un attimo. Foxy, non sei contento di vedermi? È svenuto veramente, raga! Ma Foxy! 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 Un fantasma di Crazy! Ho un fantasma di Crazy! Ma sei per caso impazzito? Sono io, il vero Crazy! No, perché Crazy è stato rapito, quindi pensavo tu fossi un fantasma, sai? Ma dico,
ti è rimammito il cervello. Sono il vero Crazy. Sono contento di vederti. Amico mio, mi sei mancato anche tu, amico mio. Era solo una semplice challenge. 24 ore scomparso, Non sei contento? Aspetta! Una challenge! Tu mi hai fatto chiamare anche la polizia! Sì, Foxy, lo sai, mi chiamano anche il matto, nonché faccio cose pazze e assurde, pazzurde. I tuoi giochetti di parole non servono! Adesso te la vedrai con Boss Foxy! Foxy, vuoi ritornare un po' in te? Vado a mangiare popcorn. Mi hai fatto fallire questa danata challenge solo perché piangi come un bambino. 15 ore buttato dentro sotto scala per niente. Me ne vado. Sì, me ne vado anche. Ma dico io, sempre a combinare guai. Aia!